Un minuto. Anche il Covid non ama la parità di genere. Tuttavia la ripresa ci sarà solo se sapremo sfruttare le capacità femminili, rompendo finalmente quel tetto di cristallo di cui si parla da troppo tempo. Ecco perché Next Generation EU dovrà prevedere che metà delle risorse vengano investite nelle politiche di genere, come ci chiedono i movimenti dell'alfavito del giusto mezzo. Non avremo altre opportunità per garantire alle ragazze di vivere in una società women friendly, quella società in cui ancora oggi ci sono troppe discriminazioni. E noi che abbiamo il privilegio di stare in quest'Aula abbiamo il dovere morale e politico di essere da esempio, avviando un vero processo di emancipazione in favore delle donne. I fondi europei dovranno essere utilizzati nei servizi per la conciliazione tra lavoro e famiglia, scuola, formazione, ricerca. Lavoro e parità di salario, perché rappresentano entrambi la prima vera forma di libertà e autonomia. Se vogliamo che il gender mainstreaming avviato dalla prima presidente donna della Commissione europea rappresenti davvero una svolta, dobbiamo passare all'azione con un forte spirito di lobby trasversale. La pandemia è la crisi peggiore che l'Europa affronta dal dopoguerra. Serve il contributo di tutti per superarla, soprattutto quello delle donne. Grazie.